Pronto, mi sentite? Buongiorno. Buongiorno, tutto ok? Come state? Bene. Bello ritornare, stare insieme a voi con questo caldo, come stavo parlando alle persone. Sono partito dal Brasile con una temperatura bellissima, 2 sotto zero, no? E arrivo in Italia, 30 gradi. Ma è prezioso. Sempre l'estate è così, no, Furio? È sempre l'inverno è freddo, no? È sempre così. Così dobbiamo ringraziare il nostro Dio perché Lui offre a noi. È interessante, nella parola di Dio dice, no? Ci saranno sempre le 4 stagioni, ok? Primavera, estate, autunno, periodo estivo. Saranno sempre così. E così noi dobbiamo essere grati anche in questo senso di sapere che Dio ci ha regalato questo periodo. E siamo qui oggi per adorare, offrire un culto al nostro Dio. Siamo qua per fare una analisi della nostra vita in adorazione. Perché ogni culto è un'esperienza, ogni momento è un'esperienza con Dio. E Dio ci offre questo. Essere un luogo con il popolo di Dio è un privilégio che noi abbiamo. E è questo privilégio che noi dobbiamo vivere questa esperienza. Sono dei fratelli e sorelle che sono qua oggi. E assieme a noi vivemos questa esperienza di adorazione. C'è un testo in Salmo che dice grande gioia di andare assieme, stare nella casa del Signore in adorazione. E è quello che noi dobbiamo sapere, che quando prendiamo le nostre macchine o vediamo con la bici o a piedi, grande gioia andare in un luogo dove c'è un popolo che adora il Signore. E noi non possiamo perdere mai il senso di questa esperienza di adorazione. Preghiamo? Chiudi i tuoi occhi. Iniziamo questo culto in adorazione a Lui. Dio è santo. Dio è giusto. Dio è amore. Dio è. E adoriamo per quello che Lui è. Ma soltanto conosciamo la sua santità, il suo amore, la sua giustizia, la sua bontà, la sua benevolenza, quando lo conosciamo propriamente. E conoscere Dio è un privilégio. E vedere Cristo Gesù è vedere Dio. E siamo qui oggi come cristiani a questa esperienza di adorazione a un Cristo vivo, a un Dio creatore di tutto. Adoriamo e anche lodiamo, perché grandi cose Lui fa per noi. Iniziare questo culto, Padre, è una gioia, perché Tu sei la persona più importante e Tu sei qua, presente, in mezzo a noi. Adoriamo, lodiamo e vogliamo vivere questa esperienza con Te. Nel nome di Gesù. Amém, Signore. Amém? Possiamo stare in piedi? Già hai salutato le persone vicine? Se hai salutato, ok. Se non hai salutato, per favore, come ti chiami, da dove vieni, piacere, io mi chiamo, e che possiamo iniziare questo culto con questa esperienza, perché Chiesa è popolo, sono le persone che adoriamo assieme al nostro Dio. Cantiamo, adoriamo e possiamo vivere questa esperienza di una Chiesa, di un popolo, di una gente che adora il Signore. Amém. Glória e onore al nome del Signore, amém? E noi siamo qui per adorare, rendere gloria e onore a colui che è degno di ogni lode e di ogni onore. E tu sei venuto qui per adorare il Signore. Questo è il luogo che Lui ha scelto per la sua adorazione. E non è merito tuo, È lo Spirito Santo di Dio che ha toccato nel tuo cuore e ha detto vieni ad adorarmi. Ed è questo che noi facciamo questa mattina. Vieni, questo è il tempo per adorare il Signore. Amen? Lodiamo il Signore. Ricevi la nostra adorazione, Signore, e le nostre vite davanti al tuo altare. Questo è il tempo per adorare. Vieni al tuo cuore consegna.
lingua confessa il Signore. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Ogni lingua confesserà. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Vieni ad adorare il Signore. Vieni, questo è il tempo per adorare. Vieni, a Lui il tuo cuore consegna. Così come sei. Vieni, così come stai per adorare. Vieni, così come stai davanti al Padre. Vieni, ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Vieni, questo è il tempo. Vieni, questo è il tempo per adorare. Vieni, a Lui il tuo cuore consegna. Così come stai. Vieni, così come stai per adorare. Vieni, così come stai davanti al Padre. Vieni, vieni, vieni. Alleluia, teu nome, Senhor. Che la nostra adorazione possa arrivare fino a te, Signore. Parla al nostro cuore finché noi possiamo renderci, Signore, tutta la gloria, tutto l'onore, Signore. Prendi il controllo delle nostre vite, perché noi sappiamo che tutto ciò che succede è per il nostro bene, per il bene di quelli che amano a te, Signore. Non temerò, io credo in te, dubbi non ho, ho visto che in te io ho la forza per tutti i miei giorni. Ho posto la mia fede in te, sono più forte se sei con me. In te io ho la forza per tutti i miei giorni. Passeremo il mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Io credo in te,
Gesù, io credo in te, Gesù, con il tuo amore dimostra, Signore, dimostra il tuo potere qui. Spirito, vieni su di noi per tutti i giorni, Signore. Passeremo il mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra passeremo il mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Dio di promessa sei, Dio di abbondanza sei, tu ti sorprendi tu con il tuo potere forte. Tu sei Gesù, non sbaglierai mai tu, tutto è possibile. Dio di promessa sei, Dio di abbondanza sei, tu ti sorprendi tu con il tuo potere forte. Tu sei Gesù, non sbaglierai mai tu, tutto è possibile. Passeremo il mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Passeremo il mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Dimostra il tuo potere, Signore, sulle nostre vite. Dimostra il tuo potere, Signore, sui cambiamenti delle nostre vite. Parla, Signore, al nostro cuore, Signore, perché non meritiamo, Signore, essere davanti a te. Ma la tua misericordia ci rinnova ogni giorno nelle nostre vite, Signore. Noi ti ringraziamo perché tu sei un Dio fedele. Tu sei un Dio che cura, che guarisce, Signore, che prende cura di noi, dei nostri figli, delle nostre famiglie, Signore. Prendi cura della tua Chiesa, oh Padre. Prendi cura della tua Chiesa, Signore, della tua sposa, Gesù. Che noi possiamo uscire di qui, Signore, trasformati dalla tua parola, Signore. Non apparteniamo a noi stessi, Signore, noi apparteniamo a te, oh Padre. E noi vogliamo che tu possa, Signore, guarire il nostro cuore, Signore. Dacci, Signore, la tua parola ogni giorno, Signore. Dà la tua istruzione, Signore, la tua direzione, affinché noi possiamo, Signore, renderci conto di quello che è un vero, Signore, discepolo di Gesù. Che la tua luce possa trasparire, Signore, tramite la nostra vita, oh Padre. Gesù, questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te.
trono, Senhor. Prende il tuo trono, reina in noi vogliamo te. Noi vogliamo te. Dichiara, Signore, questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te. Prendi la tua casa, Signore. Prendi la tua chiesa, Signore. È la tua casa, la consegniamo totalmente a te. Non lasciare che il nemico, Signore, prenda e faccia, Signore, quello che vuole, perché lui non ha il diritto, Signore, sulla tua chiesa e sulla tua sposa, perché la sposa è di Gesù, è la tua sposa, Signore. È la tua casa, Signore. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa, Signore, questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa, Signore. Consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te.
Glória, Senhor. Perché da Lui grazia a Lui e per Lui sono tutte le cose. Perché da Lui grazia a Lui e per Lui sono tutte le cose. Dichiara tu, Senhor. Perché da Lui grazia a Lui e per Lui sono tutte le cose. Perché? Perché da Lui grazia a Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la glória. A Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, per sempre. Amen. A Lui. A Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, per sempre. Amen. Che profonde ricchezze in conoscere e sapere di Dio, incommensurabile i Suoi giudizi e le Sue vie. Che profonde sono. Che profonde ricchezze in conoscere e sapere di Dio, incommensurabile i Suoi giudizi e le Sue vie. A Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, per sempre. Amen. Dichiara, Signore, Chiesa. A Lui la A Lui la gloria. A Lui la gloria. A Lui la gloria. A Lui la gloria, per sempre. Amen. Aleluia, teu nome, Senhor. A Lui, até a glória, Padre. Em nome de Jesus. Amém. Potete sedervi.
Amém, Chiesa? Eu não so che cosa succederà tra poco, ma tra poco verrà Gesù e ci porterà in cielo e saremo alla presenza di Dio eternamente. E quello che abbiamo sentito in questo momento sarà molto piccolo della grandezza che sarà questa esperienza di stare con Gesù, andando in cielo, cantando a Lui la gloria. A Lui la gloria per sempre. Amém. Quanto é precioso cantar e adorar a Dio e inserire i nostri sentimenti. Ma quanto è bello nella parola che il nostro sentimento deve essere capito. Eu devo compreendere perché sto vivendo questo sentimento di adorazione al mio Dio. Perché a Lui la gloria per sempre. Amém. Quando offriamo la nostra casa, la nostra vita al Signore, che la nostra vita sia inondata da Cristo Gesù e che la tua vita, la mia vita, la nostra vita sia una dimostrazione di Cristo vivo. A Lui la gloria per sempre. Canteremo ancora durante il messaggio questo cantico, ok? Carissimo, leggiamo un testo che sta in Salmo. Qualche tempo fa già abbiamo meditato su questo testo, ma entriamo in un'altra storia dopo. O quanto noi dobbiamo ricordare che il Signore fa grandi cose per noi. Vedere le cose con gli occhi del Signore. Noi abbiamo una tendenza umana di vedere le cose con i nostri occhi. E quando vediamo le cose con i nostri occhi, noi cominciamo a fare delle conclusioni sbagliate. Vedere le cose con i nostri occhi, noi soffriamo. Vedere le cose con gli nostri occhi, noi non riusciamo a vedere domani. Vedere le cose con i nostri occhi, noi perdiamo la speranza. Vedere le cose con i nostri occhi, noi cominciamo a soffrire perché la crisi, le difficoltà, la nostra situazione umana ci porta a soffrire ancora di più. E Dio ci porta a vedere le cose con i suoi occhi. Perché Dio fa grandi cose per noi. Salmo 126:3 dice così: o Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Una caratteristica di un cristiano vive con quale caratteristica? Con quale stile di vita? Nella gioia. Se tu vedi un fratello, una sorella con quello muso e dici: oh, perché così? O Signore ha fatto cose grandi per te e per noi e noi siamo nella gioia. O Signore sta facendo le cose. Perciò una cosa importante della vita è fare un'analisi della nostra vita e fare un sguardo e vedere quante belle cose il Signore ha fatto per noi in questo ultimo periodo, in questo ultimo anno, in questa settimana. Io condivido con voi qua due cose venerdì e sabato. E venerdì sera io ho visto una situazione, io non stavo bene, ma il Signore mi ha consolato quando ho visto un momento. E il Signore mi ha fatto vedere a cosa bellissima, un miracolo suo. Quando ho visto quello del Signore, il mio cuore, wow, ha visto la gioia. Ieri sera la stessa cosa. Quando ho visto questo gruppo di ragazzi, che era un bellissimo numero là nella sala nera, adorando il Signore e vedendo questi ragazzi, un grande gruppo, che cosa è venuto nel mio cuore? La gioia. Perché il Signore sta facendo delle cose meravigliose e grandi. Io devo vedere con gli occhi del Signore, non con i miei occhi. Perciò tante cose, tante volte noi siamo concentrati tanto su di noi e perdiamo di vedere le cose del Signore e si perde l'altra cosa importante nella vita, la gratitudine. Qual è il contrario della gratitudine? Ingratitudine, ma c'è un'altra parola, è ingratitudine, non ho dubbi di questa. Una persona che non è grata è una persona che comincia a mormorare. Quanto è bello stare al fianco di una persona che è grata, che è grata, che è grata. Quanto è difficile stare una persona che mormora, che si lamenta, che si lamenta. Un quanto è prezioso avere una moglie e un marito che sono grati e felici. O quanto è difficile stare con un marito e una moglie che stanno sempre si lamentando. E così è la vita. Io devo imparare a essere grato perché il Signore fa, il Signore è presente. Eu devo cominciare a vivere la mia storia guardando le cose con gli occhi del Signore, non con i miei occhi. Eu devo cominciare a capire che io ce l'ho la mente di Cristo. Eu devo cominciare a ragionare con questa mente di Cristo e vedere quello Cristo che sta lavorando nella nostra storia. Noi stiamo vivendo un momento molto pericoloso perché noi stiamo nel mondo del concreto, del visibile e stiamo abbandonando il visibile. Noi soltanto crediamo in quello che noi
Vediamo. E nós estamos perdendo a fé della speranza e o vedere un miracolo di Dio che può trasformare della storia. Come ho raccontato a voi 2 o 3 minuti fa, o quanto è bello vedere quel miracolo di venerdì, di lunedì, di sabato, e vedere il Signore che agisce. E il Signore sta oltre a quello che i miei occhi vedono. E perciò che io devo entrare in questa vita con il Signore, con la mente di Cristo. Perciò le nostre preoccupazioni, pensieri umani e tante volte il nostro volere tolgono questo sguardo do Signore. O Signore sta facendo delle cose grandi in mezzo a noi, con noi, nella nostra vita, e dobbiamo vedere questo. Perciò nella nostra esperienza, tante volte di vita umana, noi arriviamo a quel momento di fare la preghiera, di insegnare Dio come si deve risolvere una storia. Chi già ha fatto questa preghiera? Solo io? Dio, tu devi fare questo, Dio, tu devi fare questo. O se noi cominciamo a avere l'arroganza, la prepotenza di cercare di insegnare Dio. Ma quando eu comincio a camminare con il Signore, eu mi sottometto alla guida do Signore e è Lui che mi insegna, è Lui che mi guarisce, è Lui che mi protegge, è Lui che mi fa vedere la sua via. E la via do Signore è molto più alta della via degli uomini. Perciò il Signore agisce. O nosso cuore deve essere un cuore consacrato ao Signore, perciò o quanto é importante o Signore criou em nós sentimenti, criou em nós la ragione, criou em nós o senso della forza, perché dopo, quando i nostri sentimenti e la nostra ragione cominciano a stare uniti, abbiamo la forza e abbiamo questa nostra anima che agisce. Perciò i sentimenti sono preziosi, io devo vivere, ma io devo capire tutto quel momento e unire questo tudo e due in un proposito del Signore. E è questo modo che il Signore comincia a manifestare quante cose per noi, io comincio a percepire. Perciò Dio è in mezzo a noi e Dio agisce in mezzo a noi. Perciò il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Quanti miracoli il Signore ha fatto quest'anno per voi? Comincia a parlare, condivida la persona al tuo fianco. Quante belle cose il Signore ha fatto quest'anno per te? Condivide. Esperienza difficile, no? Nós siamo concentrati nei nostri lamenti. Condividi qualcosa di bello quest'anno per noi. Lo so, né? Quante le altre cose il Signore ha fatto per te quest'anno? Sta difficile? E cominciamo. E quando eu comincio a vedere queste grandi cose do Signore, la mia bocca si riempie di gioia. Ma quando eu comincio a lamentar-me, fa caldo, era in Brasília, faceva un freddo, la mia bocca si diventa triste. Un rapporto con Dio mi porta a vedere l'agire del Signore e la gratitudine viene. Dio fa dei miracoli. Perciò io devo stare molto attento alla mia vita per non permettere che i miei sentimenti possano occupare un posto che è del Signore. Eu não posso permitir que o meu direito, o meu egoísmo possa prendere um posto que appartiene ao Senhor. Eu não posso permitir que a minha freddezza espirituale tolga a minha gioia do Senhor. Eu não posso permitir que a minha insensibilidade no miracolo de Deus me tolga a esperança de que Deus pode transformar a situação. Eu não posso permitir que o pecado possa crescer na minha vida e com a minha consagração a Cristo Jesus da minha casa, dove io devo diminuire e Cristo cresca, possa o pecado distruggere questo patto che ho fatto con il Signore. Eu não posso permitir que a durezza e o colo duro della mia vita, de não humilhar-se davanti al Signore, tolga de vedere le grandi cose che il Signore ha fatto con noi. Io vorrei leggere un testo qua, un brano na storia, che succede con Eliseu in 2 Re, capitolo 6. E qua noi dobbiamo lavorare questo brano qua un po' oggi, su quello che tante volte è la nostra storia. Quando nós leggiamo l'Antigo Testamento e ci sono tante storie, è perché quelle storie ci insegnano un principio di Dio. Perciò c'è una storia che è registrata lì in Re, in Cronache, in Samuele, in Genesi, in Esodo. C'è una storia che io devo prendere un principio del Signore che io devo trasformare nella mia vita. E noi leggeremo questa storia qua di 2 Re, capitolo 6, 8 a 18. Che dice così: allora il re da Siria faceva guerra contro Israele. E un consiglio che tiene con i suoi servitori disse: io porrò il mio accampamento nel tale e tal luogo. L'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: guardati da trascurare quel tal luogo, perché vi stanno scendendo i siri.
Allora il re di Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio le aveva detto e circa il quale era stato preavvisato. E là si tenne in guardia. Il fatto avviene non una né due, ma più volte. Questa cosa turbò molto il cuore del re di Siria, che chiamò i suoi servitori e disse loro: fatemi sapere chi dei nostri è per il re di Israele, c'è un traditore in mezzo a noi. Uno dei suoi servitori rispose: nessuno re, mio signore, ma Eliseo, il profeta, che sta in Israele, fa sapere al re di Israele persino le parole che tu dici nella camera dove tu dormi. Allora il re disse: andate, vedete dov'è e io lo manderò a prendere. Le fu riferito che era a Dothan. Il re mandò cavalli, carri e numerosi soldati, i quali giunsero di notte e circondarono la città. Il servo dell'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, andò fuori e vide che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. Il servo disse all'uomo di Dio: ah, mio Signore, come faremo? Quelli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Ed Eliseo pregò e disse: Signore, ti prego, apri gli occhi perché veda. Il Signore aprì gli occhi del servo, che vide un tratto un monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. Mentre i siri scendevano verso Eliseo, questi pregò il Signore e disse: ti prego, acceca questa gente. Il Signore li accecò, secondo la parola di Eliseo. Importante vedere che prima che succeda un miracolo deve avere che cosa? Tra poco parleremo su questo. Preghiera. L'altra cosa? Prima che succeda un miracolo deve succedere che cosa? Una crisi. Se non c'è una tempesta, non c'è un problema, non c'è un miracolo. Se c'è qualcosa, non c'è un impossibile, non c'è un agire miracoloso del Signore. Perciò è interessante quando leggiamo questo testo qua, pensiamo nella nostra vita, quante volte noi abbiamo difficoltà per gestire una situazione che sembra ai nostri occhi impossibile. Chi di voi sta passando por una situazione oggi che umanamente è impossibile da gestire? È lì che il Signore vuole entrare e fare una trasformazione in una storia. Quello che sembra impossibile per noi, è lì che il Signore comincia a agire. È lì che eu devo cominciare a permettere di vedere un Dio che manifesta. Perciò quando camminare con Dio è avere la serenità che nonostante la tempesta, nonostante la crisi, è il Signore che è Signore assoluto e sovrano in questa storia. Perciò in questa storia qua noi possiamo dividere in 5 punti. E il primo, esiste una crisi. Il re vi mandò cavalli, carri, numerosi soldati, i quali giunsero di notte e circondarono la città. C'era una crisi. Ou seja, Eliseu era um momento crítico e naquele momento c'era um exército que poteva é venuto a prenderlo. C'era uma crise. E quando eu comincio a analisar a nossa vida, qual é a tua crise? É a tua família? É o teu lavoro? É a tua saúde? Sono le malattie nella tua storia? Figli? Vita econômica? Qual é a tua crise? Questa settimana ho vissuto un mercoledì molto bello. C'era con noi qua un pastore e lui oggi è il pastore di una chiesa 20.000 membri, grandissima. E lui all'improvviso ha perso tutti i movimenti giù. All'improvviso che io dico in poche ore, no? Non mi ricordo il tempo che lui ha detto. 6 ore. In 6 ore. Lui stava bene, in 6 ore non c'era nessun movimento tranne capire quello che le persone parlavano. Era la crisi. In quel momento di crisi lui soltanto capiva, e lui è un musico, non poteva cantare, non poteva suonare, non poteva più fare niente, in 6 ore. Era la crisi. E è interessante che quando sono andato a prendere l'aeroporto, la prima volta che porto una persona con sede a rotelle così, e lui mi ha detto: Pastore Caio, io ho deciso una sola cosa. Io ho deciso vivere e vivere per il Signore. Questa persona in quel momento ha fatto una preghiera nel suo cervello, lui ha detto, in quel momento ho chiesto a Dio:
parlare e usare le braccia e le mani per novamente suonare per il Signore. E il Signore dopo ha donato a Lui la voce e ha donato a Lui tutti questi movimenti di qua e su. E Lui sta andando per tutto il mondo a proclamare il nome di Gesù da solo. E Lui fa questo. È una storia di una crisi. È una storia che Lui ha visto una situazione, ma è una storia di un miracolo che Dio sta si manifestando. È una storia di Eliseo di una crisi. È una storia che Dio si manifesta e guarisce e trasforma. È una storia nella nostra vita di una crisi, che Dio permette che questa crisi avvenga, in modo che io possa gridare e dipendere dal Signore e fidarmi del Signore. La crisi non è un problema. La crisi è un momento di avvicinarmi al Signore. Eu devo vedere le cose in quel momento con gli occhi del Signore in modo sereno. La crisi tante volte disturba la nostra vita e non può. La crisi viene perché il Signore permette, perché in quel momento eu devo inserire la mia fede e la mia fiducia no Signore. La crisi è perché i nostri occhi tante volte diventano più grandi di quella situazione, ma io devo vedere che gli occhi del Signore stanno sopra e è molto più grande della mia situazione e Lui agisce per risolvere e per trasformare. Eu não posso dimenticare quante volte nella mia vita la mano del Signore è venuto e mi ha guarito, mi ha trasformato e ha cambiato una storia. Ma quante volte la mano del Signore mi ha dato una crisi. Ma se noi siamo qua è perché il Signore ha interferito e ha trasformato una storia. E il Signore continua a agire, perciò la crisi esiste e sempre esistirà. C'è una storia molto interessante. I discepoli erano in una barca e che cosa è venuta? Tempesta. Dove era Gesù? Nella barca. Che cosa faceva? Dormendo. Gesù, c'è una tempesta. C'è una tempesta e c'è una tempesta. Gesù calma una tempesta. Ma chi è questo uomo che calma anche le tempeste? La natura è sotto la mano del Signore e è. Quante cose sotto la mano del Signore e ancora eu non riesco a vedere con i miei occhi spirituali. Il Signore è quello che prende cura di te e è Lui che trasforma. Perciò a crisi è un'opportunità di vedere la gloria del Signore. A che cosa serve cantare a Lui lá? Se io ho paura della crisi. Eu só posso cantare a Lui la gloria quando eu sono sicuro che in questa crisi è per manifestare la gloria del Signore. Questo uomo che era con noi qua, questo mercoledì, mi ha insegnato tanto su questo. Eu stavo guardando quell'uomo e pensava, estou bene fisicamente, e lui facendo un viaggio lontano, con la sedia a rotelle, da solo, e lui ali proclamando la gloria del Signore, e con una serenità stupenda. Ma lui mi ha insegnato di una esperienza che lui ha vissuto con il Signore. E Dio ti ha insegnato questo. E Eliseu te está ensinando na experiência com o Senhor. E nós, quando passamos por uma crise, siamo sereni com o Senhor, estaremos ensinando alle altre generazioni a fidar-se do Senhor. La crisi è un'opportunità, a crisi non è un fine, ma è un mezzo per conoscere ancora di più il potere del Signore. A Lui cantiamo? Cantiamo? Eu estou com o microfone para não cantar em cima. A Lui la glória per sempre, amém. Quando eu sono nella crisi, eu devo cantare questa musica. Amém? Perché la crisi è per manifestare la gloria del Signore. Per fare vedere al mondo che c'è un Dio più grande della mia crisi. A Lui la gloria. Secondo ponto,
Quando nós estamos nella crise, entra uma coisa muito interessante. La disperazione. O servo dell'uomo di Dio, alzato di buon mattino, andò fuori e vide che un grande numero di soldati con cavalli e carri cercava la città, e o servo disse all'uomo di Dio: ah, mio Signore, come faremo? Chi já detto questa frase? E adesso che cosa faremo? C'è una crisi, non c'è soluzione. La crisi, se eu não vedo com o occhi do Signore, se eu não vedo que pode manifestar a glória do Signore, me porta a una disperazione. E adesso non c'è più soluzione. E adesso? E é lì che comincio a percepire che questo grido deve fare parte della nostra storia. Quanto é belo quando leggiamo a storia di Davide, il Salmo di Davide, è quando lui gridava ao Signore, perché la disperazione era arrivata. Ossia, quante volte nós abbiamo gridato ao Signore, abbiamo messo fuori tutto quello che c'era dentro della nostra anima, perché só c'era una disperazione, un grido. Quelli discepoli in quella barca hanno gridato a Gesù: tu non vedi? O grido è una dimostrazione che non ce la faccio. Dio vuole da noi soltanto una cosa, la resa. Quando tu vedi un assalto, una persona con una pistola, una arma, e la persona alza le braccia, che cosa sta dimostrando? La resa. Mi consegno. O Signore vuole da noi la stessa cosa. Mi arrendo, mi consegno. Perciò tante volte la crisi arriva, la disperazione arriva, e quello grido è una dimostrazione di che non ce la faccio più, mi arrendo a te. O Signore vuole da noi la resa, la completa consacrazione a Lui. Perciò che noi dobbiamo vivere questa crisi, questa disperazione per dire: adesso eu imparo il significato di consegnarmi al Signore. Ieri abbiamo ascoltato la testimonianza di Ana Nicole. Dove è Nicole? Qua. Abbiamo sentito lei, la sua testimonianza, e è un passo di fede. Ma io devo sapere che questa resa, la mia consacrazione a Gesù, sarà per sempre. Io mi consacro al Signore, la mia vita è consacrata al Signore, e è Lui adesso che deve fare della mia vita quello che Lui vuole. La crisi, la disperazione mi porta adesso a consacrarmi al Signore e dire: è con te. E è lì che eu devo imparare o quanto è prezioso questa resa. Perciò il momento di crisi, di disperazione, è un momento molto interessante. Eu só posso prendere una decisione: arrendermi al Signore. Perché quando eu prendo le altre decisioni, eu sbaglio. Momento di crisi e disperazione, io mi riconsacro, o io mi consacro al Signore. Io sono solo per te e con te. O terzo momento di questa storia qua sta nel versetto 16. Quelli rispose. Qual è stata la risposta? Non temere. Non temere. C'è la crisi, c'è la disperazione, ma non temere. Perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Quello rispose: non temere. Ora viene quello che avevo perso, la mia intimità con il Signore. Io ritorno al Signore. A crisi, la disperazione mi porta a avere l'esperienza con il Signore, e io comincio a vedere il Signore con gli occhi del Signore. Io comincio a vedere o quanto grande è il mio Dio. Io comincio a vedere che Dio è molto di più. Io comincio a vedere la grandezza, l'amore, la serenità, la pace di stare con il Signore. Perciò adesso io comincio a avere intimità con il Signore. Perciò io tante volte ho sentito il Signore, ho sentito parlare del Signore, ma adesso io vedo com'è. Come già ho detto prima, leggete la storia di Davide, i salmi di Davide, quando lui gridava e dopo lui diceva: adesso ti conosco, adesso eu vedo la tua grandezza, adesso eu vedo che tu puoi tutto, adesso eu vedo la tua grande agire. Io lo so che tu sei Signore sovrano, io so della tua forza, io so della sicurezza in te. Ma la esperienza di Davide portava questo. Giobbe, che tanta storia difficile, dopo lui dice quella famosa frase: adesso i miei occhi ti hanno visto. Non ho di sentire parlare, ma ti hanno visto. E tu sei un Dio che può tutto.
Io soltanto posso conoscere un Dio che può tutto, dopo una situazione impossibile per me. Perciò che quando eu vedo Dio que é com me, eu transformo o meu lamento em gratitudine. Eu transformo le mie murmuri em um cuore grato ao Signore per tutto, perché il Signore è sempre con me. Ebrei 3,16, che cosa dice lì? Così noi possiamo dire con un po' titubeante, in quale modo? Così noi possiamo dire con piena fiducia. E o Signore è il mio aiuto. Che cosa dice dopo? Eu non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Così io posso dire con piena fiducia: o Signore è il mio aiuto. Non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Dio è sempre com. Dio è sempre com noi. Dio è sempre in mezzo a noi. Nel momento della crisi, dei problemi, nel momento della disperazione, del grido, c'è Dio. Ma io che non riuscivo a vedere, ma adesso io lo vedo. Perciò io posso dire con tutta la sicurezza, con tutta la certezza, io posso dire con piena fiducia: il Signore è con me. Che cosa potrà farmi l'uomo? Perché il Signore è il mio aiuto. E lì io apro i miei occhi. E lì eu comincio a vedere queste grandi cose do Signore, que é o quarto ponto. Ed Eliseu pregou e disse: Signore, ti prego, apri gli occhi, perché veda. E o Signore aprì gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseu. Vedere le cose con gli occhi del Signore è vedere le cose spirituali. Signore, apri gli occhi. Quante volte noi cerchiamo di insegnare le persone, fare vedere le persone 2 più 2 sono uguali a 4, le persone non vedono. Ma quando noi diciamo: Signore, apri gli occhi spirituali perché veda, le persone capiranno che adesso quello che sembrava impossibile è o possibile do Signore. Apri gli occhi spirituali, vedere le cose in modo spirituale, vedere le cose con gli occhi del Signore, è quello che il Signore desidera di noi. Perciò la crisi è tornare a vedere le grandi cose del Signore. La crisi mi porta alla disperazione, ma mi porta a questa intimità, e adesso io vedo le cose con gli occhi del Signore e io comincio a stare in pace, sereno novamente. Perché quando guardiamo troppo a noi stessi, noi non riusciamo a vedere le cose del Signore e quello che il Signore sta preparando per quello che Lui ama. Il Signore sta preparando le cose grandissime per tutti noi. Questa casa, che è del Signore, il Signore vuole usare e fare delle cose meravigliose e grandi, ma io devo vedere con gli occhi del Signore. E il Signore che agirà in mezzo a noi con la sua Chiesa. Perciò la sovranità di Dio, noi cominciamo a percepire l'esquamicado dei nostri occhi e adesso posso vedere che ci sono dei miracoli. La storia di questo pastore, lui diceva, quando ho detto le prime frasi, parole in quell'ospedale, la infermiera che era al mio fianco è uscita per il corridoio e chiamava a tutti per dire: lui sta parlando! E la gente entrava naquela sala, lui ha fatto vedere con voi, no? Dopo quel momento, no? E tutti intorno a lui. E lui parlando, qual è stato il primo canto che lui ha cantato lì con loro? Ti ringrazio, caro padre. E lui ha cominciato a cantare questo cantico. E lì era pieno di medici e infermieri che dicevano: non crediamo. E lui cantava: ti ringrazio, caro padre. E lui che è rimasto non so quanti giorni in questa posizione, dopo hanno messo così, cantava: Signore, quando viene una crisi, Signore, io voglio vedere la tua gloria. Io ti ringrazio. Eu não vorrei entrar in questa disperazione, in modo che io possa andare profondamente in questa intimità con te e vedere le cose coi tuoi occhi e cominciare a cantare a te. A Lui la gloria per sempre. Amém. Quinto e ultimo punto. Questo Dio che è per noi nelle nostre battaglie, viene la vittoria. Non posso mai dimenticare che in questo mondo la nostra vita è di battaglia in battaglia, combattimento in combattimento, vittoria in vittoria. La vittoria che ci dona è il Signore. Golia è stato donato a Davide per il Signore.
Le battaglie del popolo di Israele era un regalo che Dio faceva e donava, perché la vittoria era del Signore. La vittoria sulla croce era la vittoria del Signore di Cristo Gesù. Perciò le battaglie che noi viviamo oggi, che sono più grandi di noi, è il Signore che vuole manifestarsi per manifestare la sua gloria, per darci la vittoria. Il Signore non chiama la sua Chiesa e i suoi figli per la sconfitta, ma per le battaglie, per la promessa della vittoria, quando io vedo le cose con gli occhi del Signore. La vittoria è di vittoria in vittoria, perciò la crisi viene in modo che io possa vedere la battaglia e vincere con il Signore. Il Signore deve fare parte, perciò che il Signore non ti darà nessuna battaglia nella quale Lui non sarà presente. Lui sarà presente, perciò sarà grande per avere la vittoria. Io devo fidarmi di Lui. E rileggiamo novamente l'ultimo testo. Il Signore ha fatto cose grandi per noi. E noi siamo nella gioia. Cara, ritornate a casa questa mattina e ao pranzo raccontate ai vostri figli le grandi cose che il Signore ha fatto quest'anno nella vostra famiglia. Raccontate ai vostri figli le grandi cose che il Signore sta facendo, in modo che i vostri figli possano adorare il Signore e dire: questo Dio io desidero nella mia vita. Raccontate le grandi cose. E quando cominciate a raccontare in quel tavolo le grandi cose del Signore, avrà gioia in quel pranzo, avrà gioia in celebrare il Signore, perché il Signore farà grandi cose. E dopo potete cantare, stonate come io o no, a Lui là. Cantiamo? A Lui là. Cantiamo? A Lui la gloria, a Lui la gloria, per sempre. Amém. Nosso Padre, quanto é precioso adorar-te. A te la gloria per sempre. Amém. Grazie, Padre, perché la crisi fa parte della vita. Tu ci dona. Viene la disperazione. Ma questo grido, Padre, mi porta a conoscerti, a vedere che tu sei presente e c'è intimità con te. E quando comincio a vedere la tua presenza e i miei occhi si aprono, io posso vedere le cose con i tuoi occhi. E lì, oh Padre, io percepisco che la vittoria viene. Io non vedo le cose con gli occhi umani, ma con i tuoi occhi. A te la gloria, Padre. A te la gloria. La vittoria tua. A te la gloria. E è per sempre. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Perciò quando c'è la crisi, non vedere la gloria del Signore lì. Nós estaremo adesso celebrando um momento muito especial. Sembrava uma crise, mas é a glória do Senhor. É a croce, o sacrifício de Cristo Jesus, o dolor de Cristo Jesus, que te ha dato a vida eterna. Nós estaremos celebrando a cena do Senhor. E celebrando a cena do Senhor, nós estaremos com esse momento recordando aquilo que sembrava uma crise, que sembrava la fine per tanti apostoli, è stata la conquista, la vittoria. Perciò, diácono, per favore, adesso potete prendere i vassoi. Nós estaremo ascoltando ou cantando um cântico, ma che tu, se tu hai avuto uma experiência com Cristo, tu possa prendere o cálice, o pane, e cominciare a autoanalisar a tua vita e pensare come tu stai com o Signore. Sistemare la tua vita com o Signore e mangiare e bere e dire a Lui la gloria. E é quello che faremo adesso, mentre estaremos vivendo com essa experiência de uma cena do Signore, ricordando o sacrifício de Cristo per noi. É um pane, é um cálice, e em questo cálice ricordiamo o sangue, em questo pane ricordiamo o corpo de Cristo.
Perciò se tu vuoi celebrare questo momento la cena del Signore, tu puoi prendere il pane, il calice e ricordarsi di quello che Cristo fece per te. Era una crisi che si è diventata la gloria al Signore. Grande è il Signore, Lui è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è il luogo santo, la gioia della terra. Grande è il Signore, in Lui abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Signore, noi vogliamo lodare te, vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu eterno regni in terra e cielo, sei re. Grande è il Signore, Lui è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è il luogo santo, la gioia della terra. Grande Signore, è il Signore, in Lui abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Signore, noi vogliamo lodare te, vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo
C'è qualcuno che vuole celebrare la cena, che non hai preso ancora il pane o il calice? Possiamo celebrare assieme. In questo momento prendiamo il pane e ricordiamo un sacrificio, un corpo sulla croce, una crisi che si è trasformata in gloria, perché ci ha dato vita eterna. Mangiamo il pane adesso e ricordiamo una sofferenza per amore a noi. Allo stesso modo, ricordiamo un sangue che è stato versato, sangue puro, senza peccato. Gesù non peccò, perché ti ama, perché era obbediente al Padre, perché è venuto con proposito e ha mantenuto fino alla fine. In quel momento un sangue ci ha perdonato di tutti i nostri peccati. Siamo puri, non c'è colpa, siamo liberi, perché c'è qualcuno che ha pagato per tutti i nostri peccati. Non eravamo in grado, Gesù fece questo per noi. Beviamo e ricordiamo. Grazie Padre, grazie perché celebrare questo momento è prezioso, e ricordare il tuo grande amore, la nostra salvezza, e ricordare il principio più alto, l'eternità. Grazie Padre, perché questo ci porta a gioia. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. La cena do Signore si completa in anche un altro punto. Gesù ha fatto con i suoi discepoli, con i suoi ali a tavolo. Gesù ha fatto con loro, perché noi facciamo in comunità. E adesso è importante una parola di benedizione e una parola di conforto alle persone a fianco. Uscite dal vostro posto, dá un abbraccio alle persone vicino, lontano da te, una parola che possa benedire le persone. Esci do tuo posto, non basta guardare a destra e a sinistra, ma che tu possa uscire ali e dire o quanto Cristo Gesù è prezioso nella tua vita, o quanto sei prezioso per questa storia. Esci e possa vivere questa esperienza, perché il Signore sta facendo grande cosa per te e per noi. Ok, già abbracciato tanta gente? Sei stato benedetto con le parole? Ok. È un momento di offerta delle decime, è la nostra consacrazione. Il culto è anche questa parte. E così faremo adesso con un momento di un cantico offrire le nostre responsabilità in quest'area con il Signore. Ok? Cantiamo, adoriamo e viviamo questa esperienza. Ok? 3, 2, 1 e via! Vieni
ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. vieni, questo è il tempo. Vieni, questo è il tempo per adorare. Vieni, apri il tuo cuore, consegna. Così come sai, Vieni, così come stai per adorare. Vieni, così come stai davanti al Padre. Vieni, ogni lingua confesserà. ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Vieni, questo è il tempo per adorare. Vieni, a noi il tuo cuore consegna. Così come sai, Vieni, così come stai per adorare. Vieni, così come stai davanti al Padre. Vieni, vieni, vieni. Signore, quanto è bello poter essere davanti al tuo popolo, Signore, adorando il tuo nome, Padre, perché un giorno, Signore, tu ci hai dato il sigillo del tuo Santo Spirito, Signore. Grazie per la tua Chiesa, grazie per ogni persona che ha portato, Signore, le decime, le offerte per la tua opera. Benedici altri tanto, Signore, come tu ogni giorno provvedi, Signore, per la nostra vita, Signore, per i nostri familiari, Padre. E noi siamo felici per questo. Grazie, nel nome santo di Gesù. Amen. amém. Amém. Potete sedervi. E gli avvisi che sono mercando piquenique a Belluno. Chi desidera fare un picnic, a comunità di Belluno da circa 5-6 anni fa ha iniziato a fare dei picnic e dopo abbiamo cominciato a coinvolgere Corneliano e gli altri fratelli e ora sta diventando un evento per tutte le nostre comunità. Così è il lago di Mis, è un posto bellissimo qua in Italia, avete un paese bellissimo e saremo lì, ok? Prossimo sabato, mattina e pomeriggio, ok? Luigi, l'avviso di Luigi, lui può parlare questo avviso ancora no? Ok, c'è una sorella nostra, una sorella no, una coppia, che stanno in dolce attesa, no? E c'è il baby shower, che sarà il 26 luglio alle ore 15 qua in chiesa, ok? Così è importante portare sempre qualcosa in salata, non so, dolce e anche un panolino, ok? Che Junior deve cambiare questo 5 volte al giorno, va bene? Ok, il battesimo doveva essere oggi, ma esiste una previsione di pioggia e anche la tempesta, non è solo una pioggia. E c'è una persona che dobbiamo battezzare che lui è un cadeirante e mi ha chiesto, Pastore Caio,
non vorrei rischiare anche di muovermi lì in quel posto, così abbiamo spostato per l'altra domenica, ok? Non sappiamo ancora quando, ma non sarà la prossima neanche il 20. Vediamo ancora come organizzare e sistemare per l'altro giorno del battesimo. Non sarà oggi. Approfittate, andare a visitare i fratelli della chiesa, a mangiare e a bere. Nicole, tutto a posto per oggi? Ok. Lei ha preparato tanta cosa, così andiamo là. Una battuta. Ok, battesimi, le altre avvisi. Oh, c'è un video. Suono? Eccoci qua ragazzi, ed è passato quasi un anno dello scorso camp, vero? Eh sì, mi ricordo che lì hanno imparato che Dio li ha fatti speciali, con una vera identità in Cristo, ed è stato indimenticabile. Quest'anno impareranno ad essere dei veri discepoli di Gesù, perciò io vi presento Disciple Academy. E con noi quest'anno un team di esperti nei settori pronti a passare una settimana di benedizioni con tanti giochi, musica, teatro, esplorazione all'aperto e senza dubbio adorando il Signore ed imparando della sua parola. La data quest'anno è il 31 agosto al 6 settembre a Santa Giustina Belluno, quindi noi aspettiamo te. Ok? Iscrizione di là, ottimo. L'altro avviso? Convegno di coppia. Ok, a novembre anche l'iscrizione, potete parlare con i responsabili. Ok, gli altri avvisi. E Agape Kids, appoggio qualcosa, parlate con i responsabili se vuoi aiutare e servire come monitori. Ok. Non dimenticare, non sono i bambini che decidono di andare o no a questo convegno, sono i genitori che inviano. Non sono le coppie che decidono di andare o no al convegno, sono i figli che inviano, ok? Vai coppia, ok? Così penso che saranno 2 eventi stupendi e meravigliosi. Preghiamo prima di uscire. Nostro Padre, la tua pace, le tue benedizioni, le tue azioni, il tuo grande amore, il tuo consolare, il tuo conforto, il tuo agire sul tuo popolo, la tua chiesa, che possa manifestarsi in ogni momento. Il tuo popolo possa sentire la tua pace e adorarti e glorificarti e che possiamo ogni giorno dire a te la gloria. Per sempre, amen. Dio vi benedica. Una buona domenica. Ciao.